Allora dicevi che noi canali si vengono in sacchetta sempre i dorobis, immancabili. Un curtisciut, una britoluta, un po' più piccolo di questo che è il famoso curtis svizzero di DDW, un massimo dolamis così, che ne serviva per un grum di robi spartagliata al bosco, per scavare un bus, e che altra roba era sicuramente la fionda. Fionda che non era come questa che adesso è di che fatti a macchina compradis, non la fionda come sempre la facevi in bessoi. Si usava al bosco con quel curtisciut che vi indit, si tagliava un ramo a forcella, si lo scelgeva bene, che avesse la sua forcella giusta, dopo si usava a chiesa, si arriva una camaradaria di bicicletta di che vecchis, ma che fosse un po' elastica, quindi non era in questo elastico che compras, ma si ricavava le strisce elastiche dalla camaradaria di bicicletta. Dopo da una dalmida si ricavava, si chiappava, si tagliava il fondello qui che serve per prendere il sasso, no? Lo si tagliava la sagoma, si legava qui con i legacci, si legava qui e la fionda era pronta ed era sempre in tasca per ogni evenienza, per tentare di prendere un uccellino, cosa che era quasi impossibile. Dunque no, appena che si vedeva una passera, si vedeva così, si cercava di chiapparla, no perché ti vedi, tanto non si riusciva mai a chiapparla. Si riusciva molto bene invece a chiappare le pipes della corrente elettrica, che sarebbero gli isolatori, le pipe ceramiche, sui pai dalla luce, da che correvano i fili, era l'isolatore bianco di ceramica, e io credo che la su di noi non fosse ben pochi di interi. Quella parte scampanata, la parte più debole, di solito era sempre perlomeno sbeccata da qualche buona sassata. Più di così danni non se ne sono fatti, non hai mai sentito che sia stato fatto del male a qualcuno, o con la fiondra o col curtisciut, ma le pipi saltavano, quello è sicuro.